Va ora in onda Giovani Padani. Questa sera la linea va ad Andrea Zanelli. Ciao Andrea, benvenuto. Grazie mille, grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Anche stasera ci troviamo a parlare con gli studenti padani. Io sono Zanelli, il coordinatore nazionale degli studenti padani, studenti lombardi, e oggi partirei con una, diciamo così, citazione. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Articolo 75 della Costituzione. Stiamo parlando quindi di referendum, stiamo parlando dei referendum che troveremo nelle piazze il 29 e il 30 di questo mese, cioè sabato e domenica, dove 1000 gazebi orneranno le nostre piazze, dove invitiamo la popolazione ad andare a firmare per quelli che sono dei referendum alquanto storici. Ne parliamo però stasera con un ospite d'eccezione che è il referente per l'MGP dei referendum, Claudia Gobbato. Ciao Claudia. Claudia in linea? Era con noi fino ad un attimo fa, allora verifichiamo se sei ancora con noi. Evidentemente no, allora qualche istante per richiamare l'ospite, qualche istante insomma. Assolutamente sì, e noi continuiamo. Allora, stiamo parlando appunto di referendum. L'invito è ovviamente quello di andare anche sul sito www.vieniafirmare.org, che il nostro caro Luca Morisi ha progettato, un sito molto bello dove possiamo trovare tutti i gazebo, quindi tutti i cittadini che vogliono firmare, che stanno sentendo la trasmissione, possono cercare su il proprio paese sul sito. Di cosa stiamo parlando? Ci saranno da 5 referendum. Il primo riguarda la riforma Fornero, il secondo la legge Merlin, il terzo la legge Mancino, poi i concorsi pubblici per gli immigrati che sono da abrogare e le prefetture. Recuperato Oggi però l'ospite. adesso aspettiamo in linea il referente Claudia Gobbato, che così ci riesce anche a spiegare le note tecniche per la raccolta firme dei referendum, dato che comunque è un procedimento abbastanza complicato. Abbiamo Claudia in linea? Sì, eccomi. Oh Claudia, mi hai fatto spaventare. Ciao a tutti, buona serata. Era caduta la linea, non so. Va bene, ascolta Claudia, io ho già citato l'articolo 75 della Costituzione, ho già anche detto quali sono le leggi o i decreti legge da abrogare. Vogliamo però parlare delle note tecniche, che sono quelle che ci premono di più, anche perché stiamo parlando di modalità tecniche abbastanza complicate. Esatto. Allora, innanzitutto, quante firme dobbiamo raccogliere? Allora, come avrai anticipato tu dalla legge, sono necessarie 500.000 firme, però per sicurezza dobbiamo raccoglierne 600.000, perché una volta consegnate in Corte di Cassazione in fase di conteggio finale c'è sempre il rischio di qualche mancanza di certificazione o altri rilievi burocratici che ci mandino sotto la soglia delle 500.000, quindi per sicurezza dobbiamo raccoglierne 600.000. Certo. La raccolta Claudia, allora ci sono 1000 gazebi, quindi quante firme dovremmo raccogliere sostanzialmente solo in questo weekend? Ma in questo weekend se abbiamo 1000 gazebo e calcoliamo una media di 100 firme per gazebo, avremmo già raccolto 100.000 firme. Certo, quindi l'obiettivo del
del weekend è raccogliere circa 200.000 firme, si spera anche molte di più. Per quanto riguarda la questione delle tempistiche invece, quando è l'inizio ufficiale? L'inizio ufficiale è sabato, quindi il 29 marzo. Preferibilmente prima di tale data non si dovrebbero raccogliere firme. Il termine tassativo è il 28 giugno, quindi il giorno in cui consegneremo in Cassazione queste firme, però dobbiamo considerare comunque un congruo numero di giorni per raccogliere le firme, conteggiarle e preparare tutti i moduli per la consegna. Quindi ogni segreteria provinciale poi darà un termine entro il quale dovrà ricevere tutto il materiale. Perfetto. Intanto invitiamo anche i segretari di sezione di circoscrizione ad appuntarsi queste cose. Noi comunque con Claudia e Matteo Villa, che è il coordinatore provinciale MGP di Bergamo, abbiamo già fatto un incontro per quanto riguarda la segreteria provinciale di Bergamo, ma si pensa comunque di andare a spiegarlo in altre province, perché è molto importante capire bene come sono le modalità e la tecnica sostanzialmente di raccolta firme. Per quanto riguarda invece la vidimazione, che mi sembra un tema abbastanza scottante. Allora, la vidimazione, questi moduli di raccolta firme vanno vidimati. In alto a destra infatti c'è uno spazio dedicato alla vidimazione presso gli uffici comunali. Deve avvenire su tutti i moduli del fascicolo, anche quelli interni, e per non bruciarci giorni sarebbe meglio che la data di vidimazione sia quella del 28 marzo. Alcuni comuni chiedono anche 48 ore, quindi l'ideale sarebbe andare a informarsi nei propri comuni e chiedere quanto ci mettono e chiedere esplicitamente se la data può essere quella del 28 marzo. L'importante era che non fossero vidimati prima del 26, quindi prima di oggi, perché altrimenti sarebbero stati invalidati, però a questo punto non dovrebbe più esserci questo problema. E, cosa importante, non vi è alcun legame tra il comune che vidima e il comune in cui si raccolgono le firme. Quindi potenzialmente voi potreste consegnare tutti i moduli allo stesso comune e poi distribuirli nel territorio dove volete andare a raccogliere le firme. Certo. Allora, per quanto riguarda invece appunto i comuni, cioè sono arrivate alcune domande per quanto riguarda l'autenticazione. Poi sulla questione autenticazione ci arriviamo e capiamo chi può autenticare, però alcuni chiedono per quanto riguarda la raccolta nei comuni. Però ci tengo a dire che la vidimazione e l'autenticazione sono due cose diverse, perché in questi giorni ho visto un po' di confusione. Quindi per vidimazione si intende appunto quella che fanno gli uffici comunali, quindi il segretario comunale. Invece per l'autentica spiegheremo dopo di cosa si tratta. Quindi vidimazione è quella che fanno i comuni. E sempre riguardo i comuni, la raccolta firme verrà fatta anche all'interno dei comuni. Quindi i segretari o i responsabili del referendum dovranno portare i moduli all'interno degli uffici comunali con una locandina che verrà appesa fuori dagli uffici comunali, e questa potrebbe essere una valida alternativa a chi per esempio non ha il consigliere o non ha chi autenticherà le firme al gazebo, quella di volantinare o fare un banchetto o un gazebo fuori dal comune e invitare gli elettori a entrare a firmare. Chiaramente poi bisognerà verificare l'andamento della raccolta, se i moduli sono completi, portarne di nuovi e verificare soprattutto che all'interno del comune diano la possibilità di firmare agli elettori, perché non si sa mai, insomma, semplicemente controllare. Certo. Per quanto riguarda appunto la questione quasi più importante, perché appunto come dicevi tu c'è molta confusione, vogliamo fare un attimo un punto per quanto riguarda chi può effettivamente autenticare, chi deve essere presente al gazebo e che cosa significa di per sé autenticare. Esatto. Allora, senza citare le varie leggi, andiamo all'atto pratico e quindi elenchiamo chi può autenticare queste firme.
che sono notai, giudici di pace, cancellieri, segretari comunali e provinciali, presidenti di provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali e consiglieri comunali e provinciali che però abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco e al presidente di provincia. Per questo dovreste avere un modulo, comunque chiedete in segreteria provinciale, c'è un modulo da consegnare al sindaco se siete consiglieri comunali o al presidente di provincia, nel caso foste consiglieri provinciali, in cui comunicate la vostra disponibilità a fare l'autenticatore. Esatto, quindi mi raccomando, chi è consigliere comunale e provinciale è utile appunto che consegni questo modulo. Ve lo dico perché ci sono stati alcuni problemi e molte domande per quanto riguardano i consiglieri comunali, anche perché tendenzialmente sono quelli che saranno più presenti ai nostri gazebo. Esatto. Se non avete un consigliere comunale o provinciale, ma avete comunque un notaio di fiducia, un giudice di pace, conoscete qualche cancelliere, non lo so, potete comunque chiedere a loro. Poi l'autenticazione in ogni caso del consigliere comunale, sia del consigliere comunale che del sindaco che del segretario comunale, è valida se fatta nel territorio di competenza. Quindi anche qui c'è un po' di confusione, nel senso che il consigliere comunale può autenticare nel territorio dove è stato eletto, ma nel territorio dove è stato eletto può autenticare le firme di qualsiasi elettore, quindi anche di elettori di altri comuni e di altre province. E cosa importantissima, l'autenticatore deve essere assolutamente sempre presente al gazebo di raccolta firme, mi raccomando, perché altrimenti dicevo che il gatto è invalidato, quindi non facciamoci spiegare su queste piccole cose, insomma. Verificate che l'autenticatore sia sempre presente o possa stare sempre presente al gazebo. E se non ci sono consigli comunali, come dicevi tu, si volantina, come dicevamo prima, fuori dal comune con un banchetto, invitano gli elettori a entrare nel comune. Va da sé che questa operazione deve essere fatta quando il comune è aperto, quindi non può essere fatta nel weekend. Oppure si chiede a un assessore o a un consigliere provinciale. Anche gli assessori, gli assessori esterni hanno la stessa validità di quelli interni, quindi possono fare tranquillamente l'autenticatore. Ascolta Claudia, ci sono delle attenzioni particolari, dei punti che vuoi affrontare in particolare? Riguardo all'autentica, dici? Sì. Sì, dopo le elezioni amministrative del 25 maggio. Questi che sono fondamentali, che abbiamo già sottolineato. E poi il consigliere comunale, comunque consigliere in generale o sindaco, deve essere in carica. Quindi dopo le elezioni amministrative del 25 maggio non si può fare autenticare a coloro che sono decaduti dalla carica. Quindi i consiglieri comunali, assessori e sindaci non eletti o delle province commissariate, quindi dobbiamo stare attenti anche alle province commissariate, che in questi giorni, proprio stasera, è stata approvata la legge, quindi c'è il rischio che a breve siano commissariate, quindi controllate e verificate che nel momento in cui autenticano il modulo non siano stati commissariati. E a proposito di moduli, parliamo di moduli appunto, non tutti i segretari l'hanno ancora ricevuto, l'hanno già ricevuto, molti l'hanno già ricevuto, quindi se ci stanno ascoltando avranno sotto mano il modulo e potranno capire. Nel caso cercheremo adesso di descrivere i moduli nel miglior modo possibile affinché tutti riescano a capire dove firmare, dove farvi dimare, eccetera. Quindi i moduli sono fascicolati 3 e 2 quesiti, quindi avremo su quello viola e giallo, per intenderci, 2 quesiti che sono quelli della legge Merlin e della riforma Fornero. Gli altri 3 quesiti saranno sugli altri moduli che voi vedete in verde, il modulo verde, rosso e azzurro. I moduli sono autoricalcanti per la parte dedicata ai dati anagrafici. Mi raccomando, i dati anagrafici
vanno scritti in stampatello. E Mentre bisogna per le calcare firme- molto. Esatto, perché soprattutto quelli a 3 sul terzo si rischia che si veda poco e che vengano annullate. Mentre per quanto riguarda le vidimazioni, le firme e le autentiche, devono essere fatte su ogni singolo modulo. Quindi attenzione, perché ogni singolo modulo deve essere vidimato, autenticato, e la firma deve essere fatta in originale, quindi non poteva essere in ogni caso autorifalcante. Perfetto. Consigli o comunque altre considerazioni sui moduli? Stavo dicendo che nel caso arrivi qualcuno al gazebo che magari vuole firmare solo per un quesito referendario, o si mette un cartoncino in mezzo tra i 2 fogli, oppure basta che non gli si faccia firmare in originale sul modulo che non vuole appoggiare. Perfetto. Comunque bisogna aggiungere che si consiglia di compilare 2 moduli, o meglio di far compilare 2 moduli diversi, i residenti nel comune e quelli fuori dal comune, giusto? Per la certificazione. Quindi sarebbe meglio che usaste un modulo per i residenti nel comune in cui ritirate le firme, in modo che possa essere fatta una certificazione collettiva alla fine di ogni modulo dal comune. Quindi il comune segnerà di fianco, quando vedete il modulo sulla destra, c'è uno spazietto in cui inserire il certificato, il numero del certificato elettorale, se ne occuperà il comune e in fondo certificherà. Mentre per quelli residenti fuori dal comune in cui si raccolgono le firme sarà, dipende dalle segreterie provinciali, comunque sarà compito o dei segretari o delle segreterie provinciali andare a recuperare i certificati elettorali in altri comuni. Mi raccomando, ricordatevi che sono 5 referendum, quindi 5 copie. Ovviamente se ne hanno firmati 2 copie, se ne ha firmato 1, una copia. Però in linea di massima, se li firmano tutti e 5, ci vorranno 5 copie del certificato elettorale. Sì, bisogna ricordare di evitare di cercare di fare i furbi e di andare a firmare in 2 gazebi diversi, anche perché se ne accorgono non rendono valida né la firma né in un gazebo né nell'altro, quindi bisogna stare molto attenti a queste cose. Anche voi quando Poi gli altri arriva le... Dimmi. D'altra parte, in modo da evitare questo disguido. E mi raccomando, Perfetto. quando compilate i dati anagrafici dal documento di identità o dalla patente, chiedere sempre se c'è stato nel frattempo un cambio di residenza, perché altrimenti dopo non riuscite più a recuperare il certificato elettorale. Esatto, anche perché poi le segreterie provinciali avranno un gran lavoro da fare per quanto riguarda tutti quelli che compilano e vengono fuori dal comune dove è stata apposta la firma, perché dovranno poi andare a controllare la residenza e i dati per quanto riguarda il certificato elettorale. Intanto ringrazio Claudia, sei stata molto concisa e non altri verbi, altri aggettivi come sono usciti in Parlamento in questi giorni dai deputati del 5 Stelle, e ricordiamo che il sito è importantissimo e da far conoscere anche ai non leghisti, www.vieniafirmare.org, dove possiamo trovare tutto, nel senso che tutte le posizioni dei gazebi, tutto ciò che si può utilizzare in risposta a quelli che chiederanno un po' di informazione sui gazebo. Lo slogan è: firma i nostri referendum e torna a decidere tu. Il numero di telefono lo ricordiamo, è lo 0266 234 234. Intanto grazie Claudia e alla prossima. Un'ultima cosa, che hanno anche dedicato una casella mail che è info@vieniafirmare.org. nel caso preferiste scrivere una mail invece che telefonare, vi risponderanno gli esperti, insomma. Va bene? Va bene. Vi ringrazio Grazie per mille, Claudia. l'ascolto, auguro a tutti buona serata e buon lavoro per quanto riguarda il referendum e la campagna elettorale. Grazie mille.
Noi continuiamo e cerchiamo di spiegare veloci, dato che siamo in chiusura, quali sono i referendum, anche perché poi dobbiamo interloquire con la gente, quindi dobbiamo spiegare di cosa stiamo parlando. Allora, il primo è l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, che insieme a quello dell'abrogazione della legge Merlin, diciamo che sono i due referendum più sentiti, non solo dai leghisti, ma da tutti gli italiani. Quindi, da un sondaggio SVG recente si parla di un 71% della popolazione interessata all'abrogazione di queste leggi, quindi ci daranno anche una buona visibilità, mettiamola così. Allora, l'abolizione della riforma Fornero sulle pensioni è molto semplice. Il quesito chiede di abrogare la legge Fornero del governo Monti, che poi alla fine colpisce i giovani, le lavoratrici e i lavoratori. La legge Fornero, fra l'altro, ha penalizzato quella che è l'entrata e l'uscita nel mondo del lavoro, ha allungato l'attività lavorativa di milioni di donne già impegnate nel lavoro familiare e ha poi creato il problema degli esodati, che è un grave problema della nostra società, lasciando senza stipendio né pensione centinaia di migliaia di lavoratori. Quindi abrogare significa poi alla fine ridare speranza, ridare dignità e lavoro ai lavoratori, no? E dare la speranza di un futuro migliore anche ai giovani. Per quanto riguarda l'abrogazione della legge Merlin, che poi è quella che è stata affidata come campagna, diciamo così, ai giovani, riguarda sostanzialmente la prostituzione, no? Quindi il quesito chiede di abrogare la legge Merlin del 58, che è la causa fra l'altro della prostituzione di strada. Dovremmo tendenzialmente regolare e controllare la prostituzione al fine di tutelare la salute pubblica e combattere il degrado, come fanno tra l'altro anche altri paesi come il Regno Unito, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svizzera. Il punto focale però di questo referendum è tassare tale attività, no? Come avviene tra l'altro in Germania e nei paesi che ho già citato. Tassandola si potrebbe avere un introito di circa 4 miliardi di euro l'anno e sperare in una legalizzazione, mettiamo così, anche di quella che è la prostituzione. Per quanto riguarda invece l'abrogazione della legge Mancino, voi sapete che la legge Mancino è quella che riguarda i reati di opinione, perciò Calderoli dice una cosa strana e un magistrato lo sente e gli si apre un fascicolo. Lo stesso dicono di Calderoli, come è già successo in passato, e il fascicolo non viene aperto. Perché tutto in fondo è in mano alla magistratura, che sappiamo benissimo di che colore è. Il quesito quindi chiede di abrogare la legge Mancino del 93 perché contrasta con la libertà di espressione e colpisce chi manifesta poi le proprie idee. Bisogna difendere quindi i nostri valori, la nostra storia e la nostra cultura. Abrogarla significa garantire a ogni cittadino la libertà di esprimersi liberamente senza incorrere in quelle che sono poi sanzioni penali. Molto velocemente, perché siamo in chiusura, l'abolizione delle prefetture, che è poi quella che un po' mi ha colpito di più. Infatti il quesito chiede di abolire le prefetture, che sono istituzioni di origine napoleonica, che sostanzialmente non hanno più motivo di esistere, perché sono uno spreco economico assurdo, altro che province. Questo è veramente uno spreco. Un sacco di persone lavorano nelle prefetture e grazie alle prefetture si parla quindi di 500 milioni di euro l'anno, di cui l'80% è usato per pagare gli stipendi e la gestione, no? Abolendo le prefetture, le competenze verranno poi attribuite alle questure e agli enti locali, come avviene in molti paesi europei. Quindi la seconda è anche una questione un po' ideologica, no? Quello che ci rappresenta. Questa legge, diciamo che attualmente va contro quello che è il nostro federalismo fiscale. Ultimo punto, stop ai concorsi pubblici per gli immigrati. Il quesito chiede di abolire la norma sostenuta da quello che era il ministro Kyenge, che consente agli immigrati di partecipare ai concorsi pubblici. Perché abrogarla? Per il semplice motivo che c'è una
disoccupazione altissima, siamo in crisi, il 42% dei giovani tra i 15 e i 24 anni sono inoccupati, o meglio quelli che cercano lavoro non lo trovano, e il 12,9% sono quelli invece, è il tasso generale di disoccupazione a livello nazionale. Quindi dobbiamo prima pensare al futuro della nostra gente e poi pensare agli altri. Con questo io vi saluto, ho concluso il mio tempo, vi ricordo sempre di seguirci sulla pagina MSP Lombardia e buona serata. Grazie quindi ad Andrea Zanelli, prossimo appuntamento con i giovani padani, appuntamento studentesco, mercoledì prossimo, sembra partire dalle ore 21:30. Avete ascoltato Giovani Padani? Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi.